Crack popolare, ieri vi abbiamo dato la notizia di 3 nuovi iscritti nel registro degli indagati nella maxi inchiesta della Banca Popolare di Vicenza, che sta scuotendo anche i vertici delle categorie produttive venete. Il nuovo indagato eccellente, il presidente di Confindustria Veneto Roberto Zuccato, e con lui Franco Miranda, il dirigente responsabile del bilancio Massimiliano Pellegrini. Una lista che pare destinata ad allungarsi sempre più, coinvolgendo i nomi illustri della nostra regione. E abbiamo sentito cresce anche la rabbia dei risparmiatori finiti a loro insaputa in una infida e mortale tela di ragno. Chiediamo alla magistratura di fare quanto prima luce su quanto è successo, perché lo meritano i molti contribuenti che hanno perso denaro, ma penso anche la stessa associazione di categoria abbia bisogno di fare chiarezza al proprio interno, soprattutto su quanto accaduto quest'oggi. Intanto il vaso di Pandora scoperchiato sugli indagati delle popolari sta interessando sempre più da vicino anche il Bassanese, perché, lo ricordiamo, tra le ipotesi principali legate al suicidio di Gianpietro Procopi, il commercialista 75enne che si è sparato un colpo di pistola nel suo studio di via Roma, prende sempre più piede quella legata al crack di Banca Nuova, la sorella siciliana della Popolare di Vicenza, acquisita al 100% dall'Istituto Berico, di cui Procopi era stato membro indipendente del consiglio di amministrazione.